Allora, siamo contentissimi di aver lanciato la 20ª edizione del premio con parecchie novità. Allora, la filosofia e l'obiettivo è sempre lo stesso: creare cultura dell'architettura, intesa non solamente come la valorizzazione dell'estetica, ma soprattutto il valore sociale dell'architettura, perché crea l'ambiente nel quale non solo è frutto della cultura dell'ambiente dove nasce l'opera architettonica, ma condiziona anche la vita di quelli che andranno ad abitare poi nella nuova realizzazione. Le novità di quest'anno sono parecchie, perché abbiamo voluto coinvolgere non solo i soliti enti promotori, ma abbiamo voluto aggiungere il contributo dei costruttori e il contributo degli ingegneri, proprio perché l'opera realizzata deve e vuole essere un'opera completa, e soprattutto la novità di quest'anno è diciamo, la presidenza, il presidente Carmassi, che pone un particolare attenzione al restauro, non negando affatto la innovazione e la novità, ma creando appunto questa, diciamo, possibilità di connessione tra il nuovo e il vecchio, connessione armonica e che rende il tutto, che fa sì che il tutto sia apprezzabile sempre di più proprio dal punto di vista della vivibilità, e quindi diciamo, la conoscenza e il mantenimento del legame con la stratificazione delle nostre molteplici sia storia che storia dell'architettura, proiettata nel futuro, con tutto quello che può essere il contributo all'innovazione tecnologica.